E adesso torniamo ad ascoltare la musica di Antonino Bonasera. Maria, dove stai scappando Antonio? Vieni qui perché è timido, è molto timido, tanto è bravo e tanto è timido Antonio. C'è un piccolo pensiero che Maria ha voluto, ma se non è padre, però un po' di grazia al papà lo deve dire perché se lui adesso è un... Allora. Antonio, buonasera per il talento professionale e la sua disponibilità. Grazie. Ha da circa 12 anni che sto in questo bellissimo centro e per me è veramente un onore ricevere questo riconoscimento. Grazie a tutti. E adesso passiamo dalla musicalità del friscaletto alla musicalità suonente della voce di Salvo Contano. E io stasera sono qui con molto, la cosa mi onora perché anch'io in passato ho fatto parte di alcune edizioni del Trofeo Tullio Bella, che fra l'altro ho conosciuto molti anni fa, lo conobbi durante una rassegna e poi l'ho conosciuto bene attraverso le sue opere. È una cosa nata all'improvviso perché, come costume dell'amica mia carissima Maria, a me, io vengo chiamato sempre la sera prima del premio e le poesie mi vengono date la mattina del premio. Dice Salvo, è un problema tuo, grazie. Prego signora, ho dimenticato le caramelle a casa, un attimino, un pochino. Allora, io non voglio tirarla per la lunga, però mi allaccio a Antonino buonasera perché io me lo ricordavo ragazzino e qualcuno ha detto, dice bravo, è più bravo del padre lui, molto più bravo del padre. È cresciuto come? Due cose diverse. Molto diverse. È cresciuto, perché io mi ricordo, ce l'hai ancora quel quadro venezuelano? Purtroppo No, hai fatto bene, non hai rotto, benissimo. Vi spiego perché. Eravamo in Venezuela in tournée con un gruppo folk, io facevo la mia parte, il padre faceva la sua, lui era ragazzino. Per strada, trasferendoci da una punta all'altra in pullman, le vedevano, è la chitarra venezuelana che ha 4 corde. Tutti l'abbiamo comprato come souvenir, quello grande. Dice, lo compro anch'io per mio figlio. Scusa, ma perché ci ha picchiato che non io? Picchi da piccerino. Disgraziato, ma cresci. A te. Te lo ricordi questa cosa? sì, sì. Ti portò quella chitarrina che era così. Sono passati un po' di anni. Non essere impietoso, l'altro ieri è stato, pensate a me. Torniamo alla poesia. Io stasera mi sono, così dico, alcune cose di Tullio Bella che ho conosciuto attraverso le sue opere, uomo eclettico, di grande
soprattutto di grande simpatia e inventiva, mi incuriosiva di quest'uomo la particolarità che aveva di essere dolce, romantico, fine, impegnato allo stesso tempo, dissacratore, duro, crudo, aveva tutto. Ma va, allora hai capito qualche cosa. E mi fa piacere soprattutto che stasera c'è tanta gente qui che ancora tira fuori la sicilianità. Io l'ho portata un po' in giro per il mondo, la sicilianità, non mi sto tirando la carrettella, anche perché ogni tanto qualcuno quando parlo mi dice: ma veramente così era? È picchietone, nasciuto, ma un è cresciuto. Della serie sogna poi da sta cantonera, dirlo così, e non me ne era. Ma soprattutto mi ricordo un'ottava popolare molto bella che io non perdo mai occasione per citarla, perché da lì si tira fuori l'orgoglio, la dignità, la passionalità del siciliano. L'ome sangue, signore, è popolano e l'ome cuore non ce n'ha padrone. Me n'hanno per saperlo era percano, ma non si scappa dopo c'è farcone. La fame la coglieva con la mano, ma non c'era a tospoliare dalle fortune. E la mia razza, io, non so più strano, e davanti a noi mi metto in ginocchione. E visto che in questa meravigliosa biblioteca non mi è venuto difficile, come mi sono ridotto. Quante belle occhiali che devo tirare fuori. Caro Nino, 30 kg fa ero diverso. Visto che siamo in una biblioteca, girando, pensate alla fantasia. È acceso. Sì, ogni tanto si stanca, magari i 2 anni passano per tutti. Ecco, in questa libreria, visto che mi aveva detto siamo in una biblioteca, guardate come la vede, come la vedeva pure più bella. Parlano tante soldate, misi affilarata, con le cozze a prospetto da in piano di legno. Ognuno di ne porta l'esperienza delle passate secoli e io le passo in rivista. Me le prego. Ma mostra l'essere so una parola, mentre stamparato sul battente, chino di dignità, quando sorbette tutte ste sortate mei. C'è un momento nella vita in cui, volente o nolente, uno ogni tanto si ferma a pensare, facendo una spremuta di cervello, in una linea che ha fatto. Passano l'anno e sopra le mie spalle se ne accucchiato già 40 anni. La faccia diventava una rattalora piena di rughe, barbeduta, vecchia, le capite s'acchiancaro, lo respiro si fece più affannato e quando chiamo le scale vai a fermare all'ultimo scalone la mandacciata. Ma se Massetto picchio la pinna e carta, ma su Massetto piglio la pinna e carta per scrivere canzoni, mi sento come se fossero 20 anni. Se lo cedasse conto ad una core scavisse ancora versi insotterrati, scrivisse con lo spasimo d'amore che mi tormenta, come quando era per ciuttello scherzo per chi lo copia. Una vecchia mano. Da quel momento l'anni me ne scordo reumatismo e bronchite delle beate tempe del ricordo e parlo con un linguaggio deliziato. Ah, eterna poesia, quanto belli miracoli che sai fare, tu trasformi magari la natura, lo tempo vinci, e dallo cuore porta l'unguento comparabile che fa diventare luce con la notte.
una volta di sangue riuscito a fare silenzio, non hai bisogno del microfono. No. Mi va bene, Tonio, è vero, ci saluti. Come? Che dite? Dedichiamo un'altra cosina a Torino Bella? È un altro aspetto, quello un po' più scanzonato, con i personaggi che personalmente sono quelli che io adoro tantissimo, perché i personaggi in tutte le comunità sono la storia.